Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Il maltempo in Sicilia si sposta sul quadrante nord-orientale, ancora forti venti di burrasca, piogge intense e mareggiate. La Protezione Civile regionale ha disposto l'allerta arancione in tutta l'isola, innalzandola a rossa su Catania e Messina. Carceri siciliane a rischio per mancanza di personale e sovraffollamento. Il nuovo garante regionale dei diritti dei detenuti Santi Consolo dice pesano le carenze strutturali. Cardiochirurgia pediatrica di Taormina a tempo determinato. Arriva il via libera della Regione per una proroga di 6 mesi, ma continua la protesta di associazioni, sindaci e famiglie che temono una chiusura del centro d'eccellenza. Sì. Calcio, il Catania a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione in Serie C. La dirigenza punta l'attenzione su 4 nomi. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci del maltempo in Sicilia che si aggrava soprattutto sul quadrante nord-orientale per il protrarsi dei forti venti di burrasca e le piogge. La Protezione Civile regionale ha disposto un'allerta arancione in tutta l'isola, innalzandola però a rossa nella provincia di Messina e nel Catanese, ma sentiamo Francesco Triolo. Temporali, localmente anche di forte intensità, ma soprattutto vento forte con burrasche previste insieme a mareggiate. Il quadro del maltempo in Sicilia si aggrava in maniera particolare sul quadrante nord-orientale, tanto che la Protezione Civile regionale ha disposto l'allerta arancione in tutta l'isola, innalzandola a rossa nella provincia di Messina e sulla costa ionica sino a Catania. Il maltempo, che si è abbattuto con piogge e violente raffiche di vento, non intende quindi lasciare la Sicilia. Sono oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo, con alberi pericolanti, dissesti statici ed allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, dove è caduta una pioggia violenta intorno a mezzogiorno, Enna, Messina, Ragusa. Disposta la chiusura dei cimiteri comunali del Giardino Bellino e dei parchi comunali e la sospensione dei mercati rionali della domenica ed eventi e manifestazioni all'aperto. Nell'ordinanza il commissario straordinario del comune Piero Mattei raccomanda in particolare di evitare assembramenti nell'area del centro storico e della Movida e di limitare tra l'altro l'uso dell'auto e dei ciclomotori. Danni ingenti tra Motta Sant'Anastasia e Paternò, con cartelloni e pali della pubblica illuminazione della segnaletica stradale. Divelti, grossi alberi sono finiti sopra le vetture parcheggiate ma anche sulle abitazioni, come nel caso di Paternò. A Gran Michele invece il vento ha divelto le luminarie che erano state installate in piazza. Situazione critica nel Messinese, dove come detto l'allerta nelle ultime ore è passata da arancione a rossa per le prossime 30. Isolate le olie con il mare in tempesta, sospinto da raffiche di vento fino a oltre 20 nodi. Stromboli, colpita da violente mareggiate che investono con forza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari il mare ha invaso la parte terminale di Canneto. Problemi e disagi alla viabilità. Sulla 20 è stato chiuso per diverse ore il tratto tra Brolo e Torrenova a causa di un grosso albero che si è abbattuto sulla carreggiata. Raffiche di vento che hanno raggiunto punte superiori anche a 120 km/h hanno investito Sant'Agata di Militello, Capodorlando e il resto della provincia tirrenica. Vigili del fuoco al lavoro sulla strada statale 113 per rimuovere diversi rami e alberi caduti sulla carreggiata. Disagi anche nel trasporto ferroviario per il crollo di alberi e pannelli sulla linea ferrata, che è stata temporaneamente interrotta tra Capodorlando e Brolo, Sant'Agata e Caronia. Il garante per i diritti dei detenuti è intervenuto dopo i recenti fatti nel carcere di Augusta. Per il garante regionale è urgente l'attenzione sul sovraffollamento, carenza del personale, ma anche sull'assistenza psichiatrica. Il servizio di Emanuela Corsi. Un'attenzione alle strutture, al personale e soprattutto agli uomini ristretti nelle carceri in Sicilia, dove valori e prospettive di chi ci vive cambiano. L'intervento del garante per i diritti dei detenuti tocca tutte le corde e il neoeletto in Sicilia, Santi Consolo, ha iniziato la sua attività ispettiva con il carcere di Augusta, che al momento ha offerto più di altri spunti di varia natura alla cronaca. Dall'introduzione di droga e cellulari nascosti in confezioni di alimenti all'aggressione nei confronti di un sovrintendente di polizia penitenziaria, fino alla morte di 2 detenuti dopo un lungo periodo di sciopero della fame. Facce diverse di una medaglia che esige un'analisi e il garante comincia dai numeri di quel penitenziario. Del personale penitenziario che si attesta nel rapporto detenuti
presenti e polizia penitenziaria che è dello 0,38, quindi nettamente più basso di quello che dovrebbe essere il dato regionale e nazionale che si attesta allo 0,61. Poi vi è un sovraffollamento effettivo della popolazione detentiva che è del 140%. Sono 476 detenuti a fronte della capienza effettiva di 339 unità, diminuita al momento a causa dell'indisponibilità strutturale di alcune camere. Per questo il Garante ha proposto l'avvio di progetti per risolvere il problema da realizzare in economia con l'impiego di manodopera dei detenuti. E poi ci sono le persone. 2 detenuti che rifiutano il trattamento, altri la terapia, un altro detenuto che addirittura aveva iniziato lo sciopero della fame. Sul fronte sanitario l'istituto è dotato di una guardia medica permanente, ma lo psichiatra dell'ASP interviene solo su richiesta. L'assistenza è insufficiente per i tanti detenuti che presentano un elevato grado di disagio psichiatrico. Ed è qui che emerge un'altra carenza in Sicilia, dove esiste una sola articolazione di tutela della salute mentale presso l'istituto di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuta del tutto inadeguata. Quando avvengono questi eventi tragici, questo è l'epilogo di deficienze e carenze strutturali che non riescono a dare risposte a quelle che sono le situazioni di profonda crisi, tristezza, isolamento in cui si trovano queste persone. Appare così urgente attivare analoghe 2 strutture presso l'Istituto Pagliarelli di Palermo e presso l'Istituto di Siracusa, già programmate. Via libera della Regione per una proroga della convenzione per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, polo di eccellenza da anni sul territorio. Dunque 6 mesi in più che serviranno a studiare una soluzione stabile per il futuro. Dopo la nascita di uno stesso centro a Palermo, sentiamo il servizio di Francesco Triolo. La firma ancora deve ufficialmente arrivare, anche se il Presidente della Regione Renato Schifani ha già dato il suo ok. La convenzione tra l'Istituto Bambin Gesù di Roma e il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, in scadenza del 31 luglio, potrà essere prorogata per 6 mesi in attesa di quello che dovrà essere il definitivo nuovo riassetto della struttura. Il Presidente della Regione ha già dato mandato all'ASP di Messina di operare in tal senso, dopo aver avuto delle interlocuzioni positive con il Ministro della Salute, che doveva autorizzare la presenza nella Regione di 2 centri di eccellenza dopo l'attivazione dal prossimo 1 luglio della cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo, in collaborazione con la Fondazione San Donato di Milano, presieduta da Angelina Alfano, che poteva far venire meno l'esigenza di prorogare la convenzione del centro di eccellenza taorminese. Così erano partite le proteste della cittadinanza, delle istituzioni locali, di cittadini e parenti dei piccoli pazienti che arrivano dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria e dal Meridione in generale, come quella che si è tenuta a Giardini Naxos, nonostante il maltempo. Noi genitori la speranza ce l'abbiamo, ce l'abbiamo perché qui stiamo parlando di bambini e speriamo che veramente dopo tanti anni di battaglie si arrivi veramente ad una conclusione positiva. La proroga tecnica della convenzione quindi scongiura momentaneamente la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e potrebbe portare al vero obiettivo finale, la nascita di un centro specialistico interregionale stabile che serva la Sicilia e la Calabria, un progetto a cui si lavora da tempo e che potrebbe vedere la sinergia tra le 2 regioni anche a livello economico per mantenere aperta la struttura, che è ormai un centro di eccellenza consolidato con 3 cardiochirurghi pediatrici in pianta stabile, reparti e personale affiatato che da 15 anni opera sul territorio. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, a tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, i medici rinnovano l'appello al buon senso. Si parla di sale e troppo sale aumenta la probabilità di patologie cardiovascolari. A dirlo, tra gli altri, il noto dietologo Giorgio Calabrese: meno sale significa migliore qualità della vita. Lo ha sentito per noi Francesco Aloi. Ma il profumo non è il massimo. Ah no, saranno i piedi. Bisogna controllare il sale.
Buonissimo, buonissimo, né sapito né salato, fantastico. Nel cinema come nella realtà, prima di impiattare si controlla se la quantità di sale aggiunta va bene. Ridurne il consumo è la raccomandazione che i medici rinnovano sempre, soprattutto in questa settimana. Meno sale può significare più salute. Il sale è una sostanza molto importante per il nostro organismo, ma nel contempo ha una condizione di irritare molto le pareti delle arterie e nel contempo di stimolare molto la condizione del rene. La World Action Salt, Sugar and Health promuove questa settimana per sensibilizzare governi, industrie alimentari e cittadini a consumare meno sale, un ingrediente che è presente in tantissimi alimenti e che, se consumato con eccesso, può aumentare il rischio di patologie cardiovascolari. Crea anche tanti altri problemi alle componenti metaboliche, alla tiroide, al rene, crea dei problemi al cervello. La sapidità crea una positività al palato ma una negatività alla salute cardiaca, cardiovascolare ma anche epatica. Un organo che patisce molto il sale è il fegato ma anche il rene, quindi limitiamo la presenza di sale, aumentiamo la presenza di potassio, diamo più frutta e verdura che hanno, e legumi e cereali che hanno tanta fibra, che ne fa assorbire meno di sale, e in questo caso noi siamo in una positività per cui si abbassa la pressione e miglioriamo la nostra qualità di vita. 5 grammi è questa la quantità giornaliera da non superare. Per farlo basta seguire alcuni consigli. Preferire erbe, spezie, aglio, peperoncino o agrumi per dare sapore. Lavare più volte verdure e legumi in scatola. Quando si acquista un alimento, leggere l'etichetta e scegliere quello meno salato. Gli esperti suggeriscono anche di ridurre gradualmente il sale nelle ricette, facendo adattare le papille gustative e di non metterlo mai a tavola. C'è la Sicilia nel nuovo video musicale che si preannuncia una sorta di antitormentone estivo. La canzone è di Max Gazzè, la regia dei due catanesi, Zabbo Nicolosi e Giovanni Tomaselli, la clip interamente girata nella riviera di Giardini Naxos. Sentiamo Eva Spampinato. Ci fermiamo ancora e poi ci occuperemo di calcio. Ultima parte di Sicilia 24, il calcio con il Catania, 4 allenatori fra cui scegliere. La dirigenza del Catania sfoglia infatti la margherita, diciamo così, a breve arriverà la decisione sul tecnico che guiderà i rossazzurri dopo la promozione in Serie C. Marco Carli. Il Catania guarda già al futuro e anche al dopo Ferraro. Le parole del tecnico negli spogliatoi di Brindisi hanno fatto presagire quello che sarà con ogni probabilità il futuro. I contatti sono partiti da qualche tempo, procedura normale quando si tenta di capire la strada da intraprendere. Si è parlato anche con l'allenatore che ha riportato il Catania fra i pro, ma al momento si guarda ad altro e la dirigenza sfoglia la margherita. L'identikit sarebbe quello di un tecnico che sappia migliorare la squadra e le dia un'identità chiara. Un giovane, si dice, ma attenzione al tema dei risultati, quelli che il Catania vuole e che potrebbero far virare su un nome dal sicuro rendimento, come quello di Attilio Tesser. Campionato di B concluso con il Modena, salvezza raggiunta, tanti applausi del pubblico, ma anche un futuro che appare lontano dall'Emilia. Lui è appunto l'emblema dei risultati. Il pedigree parla chiaro, in C ha vinto tantissimo, da Novara a Cremona e poi da Pordenone a Modena, un profilo che equivale ad una certezza. Poi c'è la strada che dicevamo, quella della Nouvelle Vague. Paolo Bianco, ad esempio, cresciuto negli ultimi anni alle spalle di un certo De Zerbi e poi alla Juve come tattico, l'addio qualche settimana fa. Le sue esperienze in Sicilia, Siracusa con la Neri e Sicula Leonzio. Piace, ma non solo al Catania. Chi ha impressionato la dirigenza catanese è un altro ex rossazzurro, questa volta in panchina, vale a dire Francesco Baldini. La sua cultura del lavoro ha coinvolto i tifosi etnei nello sfortunato epilogo del Catania 46. La sua commozione al momento di salutare tutti attorno del Grifo e anche i suoi risultati con una squadra che ha dato tutto sul campo, punti a favore che hanno colpito l'entourage rossazzurro in occasione degli incontri avuti, così come è accaduto con un altro nome vagliato, quello di Luca Tabbiani, allenatore del Fiorenzuola in C, genovese del 79, 4 anni in Emilia, obiettivi centrati e adesso voglia di cimentarsi con qualcosa di diverso. È stato incontrato anche lui e anche lui ha saputo cogliere nel segno. Sullo sfondo Fabio Caserta, opzione comunque meno quotata delle prime 4. Le vie del mercato anche degli allenatori sono infinite, ma il Catania è consapevole di dover scegliere fra due strade. Dall'esperienza all'entusiasmo, potremmo dire per semplificare. Non è una scelta facile, ma arriverà presto.
Siamo alla pallanuoto maschile, l'Ortigia Siracusa batte il Telimar anche in gara 2 a Palermo, centra il terzo posto in Serie 1 e stacca il pass per i preliminari di Champions. Alla piscina comunale finisce 14-6 per il 7 Aretuseo che dopo una fase iniziale in equilibrio prende largo nella stessa frazione di gioco. Telimar quarto si consola con l'accesso in LEN Euro Cup. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio tra pochissimo insieme alla nostra rassegna stampa, leggeremo i giornali insieme ad Angelo Gagliano. È tutto, ci vediamo alle 14 per l'ennesima edizione di Sicilia 24.